Dall'Arcoveggio, buon pomeriggio, prima corsa di questo giovedì 27 aprile. Doppio chilometro per cavalli di 4 anni, Donatello, Dr. Adri, Drink City, Dynamite Griff, Dark Angel Fee, Dubai Gradi in prima fila, Dionisio Mark, Demetrio Ama e D'Arrigo in seconda. Partiti in questo momento con numero 3 Drink SI squalificato. Sì. E così al comando rimane Donatello, veloce come sempre in partenza. Al suo esterno si porta in breve numero 9 D'Arrigo, ha sbagliato anche D'Arrigo. Numero 5 Dark Angel FI squalificato. Quindi alcuni dei più attesi subito out, e dopo 200 metri in 15,7 insiste all'esterno Dynamite Griff che attacca Donatello, che dopo 400 metri concede strada all'avversario, che però deve spendere 32 per ripetiamo, numero 9 D'Arrigo squalificato. La terza posizione per Dionisio Mark lungo la corda, e in quarta posizione dovrebbe essere Demetrio Ama, e questi quattro hanno preso un piccolo margine di vantaggio. C'è Dubai Grad che poi si ricongiunge in quinta posizione. Intanto sposta dalla quarta Demetrio Ama, che va al largo dei primi, raggiunge il sediolo di Donatello dopo 800 metri di gara completati in 1, 2 e 4. In testa è sempre Dynamite Griff, che è sfilata in 400 metri. All'esterno Demetrio Ama. Raggiunge il battistrada mentre se ne vanno i primi 1000 metri in 1, 18 e 7. Ora l'andatura è calata, ma Demetrio attacca comunque a traguardo lontano e si avvantaggia per passare su Dynamite Griff. Esce a questo punto anche Donatello per anticipare Dionisio Mark, più indietro Dubai Grad e quindi Dr. Adri. Ora sulla piegata prende vantaggio un paio di lunghezze il nuovo leader Demetrio Ama, che arriva ai 600 finali con un parziale in 15,3. Muove Donatello che va in seconda posizione, e ora si lancia all'inseguimento del nuovo leader quando siamo a 450 dal palo. Demetrio Ama ancora un paio di lunghezze di margine, cerca di progredire intanto anche Dionisio Mark, che si porta all'esterno di Donatello. Siamo sulla curva conclusiva, a metà della quale Dionisio insiste nella sua offensiva mentre Donatello rimane in scia. A Demetrio Ama che affronta al comando addirittura d'arrivo, ultimi 150 metri per Demetrio Ama. All'esterno viene cattivo comunque Dionisio Mark, che lo impegna e nel finale mette in campo energie migliori per piegarlo di precisione. Terzo posto più indietro per Donatello, 1,16,9, c'è 38 a chiudere dopo un 33 di penultimo quarto. La vittoria a sorpresa di Dionisio Mark, che era il secondo estremo outsider, 38,02 la quota, 31 quota fissa. E davvero una sorpresa questo successo, ma meritato comunque da parte di Dionisio Mark. Daniele Cuglini in sediolo e al training per conto della scuderia Perugia 2000, vince chiaramente sul palo, piegando comunque di precisione un valido Demetrio Ama. Terzo posto per Donatello.